Eccoci rientrati in studio con Di sabato pomeriggio, dopo lo stravolgimento della Milonga, mi porta proprio da un'altra parte, però dobbiamo andare avanti col programma. E dunque, potete votare i ragazzi del nostro contest Io canto per attraverso il numero 342 62 75 717. Mi raccomando, votate questi ragazzi, io li farei anche un attimo vedere con il codice 01 Ania, con il codice 02 Stefano Aieta, con il codice 03 Flavia Renzi e con il codice 04 Mivola. Eccoci qua, mi raccomando il numero 342 62 75 717, solo messaggini WhatsApp, solo il codice, a noi basta solo il codice. E sono qui con alla mia destra il mio caro Massimo Bomba, ti faccio l'applauso di tutto il pubblico da casa che ti applaude, come stai? Sì, non lo so se applaudono, io sto abbastanza bene, tutto sommato, perché c'è questo transito di Venere in Vergine che mi favorisce. Ti favorisce? Sì, per fortuna. Tu pensa quando fai l'oroscopo e sai le cose tue prima degli altri, no? Mentre gli altri ti chiamano, ti cercano perché vogliono sapere, no? Sì, ti dico come sì. sto, come va, eccetera. Tu stai là e, come dire, ti fai il formaggio in casa. No, la cosa bella forse che sarebbe da fare un appello. E facciamo l'appello. C'è da fare un appello agli amici conoscenti, quelli che seguono, che mi dicono ma quando esce Saturno basta, non ne posso più, ma perché questo... pensano che sia solo Saturno. No, pensano che ce l'abbia in tasca io, pensano che io posso spostare i pianeti a mio piacimento, lo farei molto volentieri, ecco appunto. Però io purtroppo non ho poteri, io faccio una constatazione. E non è che riesco a smuovere le stelle, riesco solo a cercare di capire qualche cosina e quindi... Siccome tu non sei solo astrologo ma sei anche stilista, io devo dire che per un fatto stilistico io ti tolgo questa sciarpa, guarda, ecco. Perché proprio questa sciarpa non mi va, non ci vabbè. sta bene, poi i colori non si sposano bene, va bene? Vabbè, non parlo più, non parlo più. Allora andiamo con i primi 6 segni, è tutto tuo lo schermo, vai. Allora, cominciamo con il quadro generale, vabbè, cominciando dall'Ariete e poi descrivendo anche la situazione generale. L'Ariete non è particolarmente stimolato da transiti, è in una fase tranquilla, naturalmente sempre l'Ariete puro, perché se già avesse una Venere in Toro, come per esempio ce l'hanno sia Mina che Jacques Brel, già sarebbe molto diverso. Però appunto dobbiamo restare alle considerazioni generali e quindi gli Arieti sono in una fase tranquilla. La settimana comincia con una luna in Leone, quindi sono, come dire, favoriti, stimolati in bene, possono essere... La luna dà delle sensazioni, è un pianeta un po' effimero, appunto è un pianeta mutevole, quindi la sua influenza si sente poco, però ha il suo effetto sul nostro stato d'animo, anche sulla salute, ci sentiamo meglio, ci sentiamo più tonici, questa è una cosa importante. Grossi aspetti, il resto dei pianeti lo coinvolgono poco e niente, ripeto, perché il grosso del corteo planetario, come dico io, si trova nello Scorpione, quindi l'Ariete è neutro, con lo Scorpione non fa aspetti. Venere, che è un pianeta molto importante per quanto concerne anche proprio l'equilibrio, lo stato di benessere, si trova in Vergine nella parte finale, quindi proprio lui non ha grossi aspetti, forse è giusto questo Plutone che però è un aspetto dissonante, è un aspetto negativo, ma per i nati negli ultimi 2 gradi proprio. Tra l'altro Plutone è un pianeta così lontano che il suo effetto va sempre valutato e calcolato all'insieme di una considerazione completa e generale di tutto un oroscopo, quindi è inutile starsi a preoccupare di questo aspetto. I pianeti veloci, quelli che sono considerati Mercurio, Venere, Marte e la Luna, che non è un pianeta ma un satellite ma è velocissimo, sono quelli che danno il là all'andazzo, che fa
un po' l'escursus della vita di tutti i giorni. Devo ricordare a chi è interessato una cosa che pochi considerano, e cioè che l'astrologia, quella antica, quella più famosa, quella più ricca di annotazioni e di studi e di considerazioni, è quella che si ferma a Saturno, perché naturalmente voi sapete che i pianeti erano visibili a occhio nudo fino a Saturno. Urano, Nettuno e Plutone sono stati scoperti successivamente e guarda caso sono stati collocati con la simbologia anche nel modo in cui sono stati scoperti. Urano appunto fu scoperto nel Settecento e scoppiò la Rivoluzione francese, praticamente è considerato difatti il pianeta del colpo di fulmine, dell'improvviso, dell'elettricità, anche dei fulmini veri e propri, dell'incidente, dell'imprevisto, dell'originalità, e anche nel suo percorso ha un percorso eccentrico, sembra che va all'incontrario degli altri pianeti, quindi è anche considerato, cioè spesso le simbologie di come sono le cose vanno a significare anche quel determinato simbolo nell'oroscopo e che poi nella nostra vita. Comunque, tornando ai segni, il Toro ospita sempre sia Giove che Urano, quindi è un momento di costruzione per il Toro, solo che purtroppo questo Giove è retrogrado, quindi questo non è un bene per nessuno. Urano sta toccando sempre i nati a cavallo tra la seconda e la terza decade, però adesso il Toro ha un momento un po' di fermo e un po' anche di difficoltà, perché il Sole, Mercurio e Marte sono nello Scorpione, quindi sono in opposizione. E come dice la parola stessa, che le parole hanno un bel significato, che se noi le analizzassimo di più capiremmo molte più cose. Sono in opposizione, quindi c'è un conflitto, c'è una contrapposizione di forze. E allora magari certe cose si bloccano, certe cose non fluiscono come hanno fluito fino adesso così bene, o ci sono degli scontri con l'ambiente circostante, che può essere la nostra famiglia, chi ci sta vicino, il partner, i colleghi di lavoro. E quindi i tori, perché ne ho qui due, uno di qua, uno di là, che mi guardano. Addirittura tre di Toro, però dobbiamo andare un po' più veloci, perché il tempo sta stringendo, mi fanno i cenni, altrimenti i 6 segni non riusciamo, se non riusciamo ci pensiamo dopo. Comunque i gemelli sono in una fase abbastanza neutra, non ci sono granché di notizie, a parte questa, però adesso non stanno un granché bene, sono un po' giù di tono perché Venere è quadrata nella Vergine e quindi non sono particolarmente tonici. I cancri, non so quanti ce ne sono qui, praticamente sono in una fase buona, perché sono appoggiati sia da questa Venere nella Vergine sia dai 3 pianeti nello Scorpione, quindi sono particolarmente strani, nel senso che i cancri sono molto calmi, timidi, tranquilli. In questo momento sono più aggressivi, sono più propositivi, perché hanno questa spinta, questa energia. I leoni cominciano la settimana con la luna nel segno, quindi questo può essere novità, notizie, qualcosa al femminile o semplicemente uno stato d'animo propositivo piacevole. I nati nella Vergine invece, che hanno passato un periodo sicuramente difficile questi ultimi mesi, perché hanno avuto Saturno opposto, il famoso Saturno contro, si stanno leccando le ferite perché si stanno godendo un transito di Venere, che quando passa Venere è sempre estremamente positiva, è sempre, si sistemano tante cose, ci si sente meglio anche se non c'è un perché. Magari sono influssi misteriosi che avvengono dentro di noi, ma c'è un loro perché misterioso di cui non riusciamo a venirne a capo. Però gli antichi ci hanno tramandato questa lettura sui segni, che vale la pena prenderla in considerazione, perché se coincide è un suggerimento a campare meglio. E mi sembra giusto. Adesso noi ci fermiamo un attimo con l'oroscopo, io ti blocco qui, non ti muovere da vicino a me, perché devi stare con me. Torniamo dopo, non vi muovete nemmeno voi, perché gli altri segni arriveranno subito dopo. Arriveranno subito dopo Sapori di Cinema con Graziano Marraffa.
Buonasera, bentrovati. Proseguiamo questa carrellata nella storia del cinema italiano. Siamo nel 1950, dopo la grande stagione del neorealismo cominciano a cambiare i modelli produttivi e di proposte di nuovi generi al pubblico. Alessandro Blasetti con Prima Comunione, è un film con protagonista Aldo Fabrizi, ambientato a Roma, nella zona di Piazza Bologna, inizia a descrivere la piccola borghesia del dopoguerra con una matrice di sfondo cattolico. Eravamo in pieno regime democristiano e quindi veniva anche messa questa satira all'interno delle vicende. Parallelamente, per il suo esordio da protagonista assoluto, Alberto Sordi crea con Vittorio De Sica una società di produzione per Mamma mia che impressione, dove interpreta un boy scout prendendo spunto dai personaggi che già da diversi anni interpretava alla radio, con degli sketch che venivano scritti in collaborazione con Ettore Scola. Il film si rivela purtroppo un insuccesso perché il personaggio proposto da Alberto Sordi era troppo avanti con i tempi come comicità e come ritmi narrativi. Contemporaneamente anche Alberto Lattuada e Federico Fellini fondano una società di produzione per Luci del Varietà, un film con Peppino De Filippo protagonista, Carla Del Poggio, la giovane Giulietta Masina, ambientato tra i guitti del teatro di avanspettacolo, una vicenda molto amara che poi avrà ulteriori rifacimenti, insomma film ispirati come Polvere di stelle o Vita da cani negli anni successivi, ma anche in questo caso, essendo troppo avanti il film per il pubblico dell'epoca, non incontra subito il successo del pubblico. Dal canto loro Vittorio De Sica e Cesare Zavattini con Miracolo a Milano, autoprodotto da Vittorio De Sica, iniziano una sorta di realismo magico che esula dalle vicende appunto neorealiste. In questo caso è una favola, la favola di Totò il Buono, che lo stesso Zavattini aveva scritto pensando originariamente a Totò come protagonista, ed è un film pieno di effetti speciali ambientato nelle bidonville milanesi. Questo cinema molto moderno proseguirà anche con La città si difende di Pietro Germi, che è un noir ambientato a Roma ed è un prodromo dei Soliti Ignoti, che sarà un film famosissimo di Mario Monicelli che avrà successo molti anni dopo nella commedia all'italiana. In questo caso la protagonista è Gina Lollobrigida, sono tutti volti nuovi per il cinema di quell'epoca. La commedia italiana si esprime pienamente nel 1951 con Guardie e ladri di Steno e Monicelli con Aldo Fabrizi e Totò, che per l'occasione riceve il Nastro d'Argento come miglior attore e vincerà il film la Palma d'Oro al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura, scritta con Ennio Flaiano e Vitaliano Brancati. I modelli produttivi proseguono con molto coraggio anche nel 1951, Bellissima di Luchino Visconti, con protagonista Anna Magnani, ambientato nel mondo del cinema, quindi il cinema comincia a riflettere se stesso dal di dentro e a criticarsi ferocemente. Per questa occasione Anna Magnani è entrata anche come coproduttrice nella fase realizzativa del film. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Io ho una curiosità da chiederti, Sì. perché non abbiamo fatto in tempo, ripeto, noi siamo in diretta. Non ho fatto in tempo a chiedertelo prima dietro le quinte. Volevo sapere se fossi andata a vedere il film della Cortellesi. No, Ma ci andrai? non credo. Perché? Invece si sposa molto bene con tutto quello che hai raccontato, Sì, sono- chiaramente con, come dire, con Sì, le sono dovute pinze, chiamiamole così. Sono dei tentativi di ricontestualizzazione del nostro cinema, ambientandolo in quelle storie lì, in quegli ambienti del dopoguerra. Però, insomma, sono scommesse secondo me un po' troppo Ma come fai a alte. giudicarlo se non l'hai visto?
Ho visto delle parti, ho Eh. letto delle recensioni, me ne hanno parlato anche delle persone che l'hanno visto, però insomma... Non ti viene la curiosità? No, non più di tanto, no. Invece tu pensa che io sabato sono uscita da qui, sono andata proprio di corsa a vederlo perché volevo capire alcune cose che ho ritrovato, perché le immaginavo, e quindi dico, devo chiedere a Graziano se comunque anche per un fatto proprio lavorativo, perché insomma tu hai questo archivio storico del cinema italiano bello fornito, pieno di nutrito, pieno di cose interessanti, quindi non ti interessa a livello, diciamo, anche solo di curiosità? No, non Io sono proprio come una formica, da Napoli si dice la formica curiosa, sono proprio curiosissima. Come mai, Massimo, sono così curiosa io? Ah, e mo t'aggia dicevi? No, perché dico, hai capito, mi incuriosiva capire... L'intelligenza. Vabbè, questo che significa? Che se uno è curioso significa che è intelligente, appunto, che vuole sapere. Perché tu sei andata a vederlo questo film? No. Lo vedi, manco lui. No, io quindi... condivido pienamente, no, io Graziano, appunto... grazie Graziano per essere stato qui, e noi ci vediamo sabato prossimo, e adesso Alex Parravano ti farà anche una musichetta dietro per congedarti. Grazie Alex, e grazie Graziano. Che stavamo dicendo di te? Mi sono persa. Tu ti perdi, perdi nei meandri mi perdo perché sono ancora alla milonga io. Sì, vabbè. Sarei stata lì con la milonga tutto il pomeriggio. Siamo sulla lettura... Pomeriggio, appunto, siamo sempre sulla lettura dei simboli e dei segni, siamo sempre là, e tu parlavi della tua curiosità, io ti ho detto che è uno dei sintomi più evidenti dell'intelligenza, perché se non avessimo quella... non riusciremmo, probabilmente non scopriremmo niente, neanche... Però più scopri, più vai avanti, più conosci e più capisci che non conosci niente, perché più vai avanti... Adesso tu in parole povere hai detto quello che aveva detto quello là, chi era Socrate, che quello lì, insomma, amichetto mio. No, appunto, cioè tutti questi filosofi, giustamente, il momento che tu ti metti a cercare di capire le cose, l'universo, gli schemi, i simboli, quello che è, uno si rende conto che non sa niente, evidente. Cioè la prima constatazione di una persona sana di mente dice, beh, ok, bene, cerchiamo di capire quindi tu queste... stai dicendo che io sono sana di mente? Beh, sì, penso di sì. Mi sembri tu a me mi sembri sana di mente. Tu a me mi sembri. Vogliamo vedere questi 3 segni che ci restano prima di passare alla pubblicità? Perché sennò poi tu mi dai uno spintone e io poi mi fermo, non posso continuare. No, guarda, sto buona, sto vicino a te, ti lascio parlare, abbiamo un po' di tempo, guarda, c'hai anche lì l'orario, stai proprio tranquillo. Dove sta l'orologio? Sotto al mio vestito, monitor. Però non lo guardare il monitor, altrimenti vieni brutto. Sì, no. Allora, eravamo rimasti... Abbiamo parlato della Vergine che si stanno godendo questa ospitata di Venere. Tu mi hai detto che io sono ascendente Vergine, me l'hai detto tu, perché io sapevo ascendente Leone. Tutta la vita ho saputo di essere ascendente Leone. Tu mi hai cambiato. Sai, l'ascendente è una cosa molto semplice, tutto sommato, perché oramai ci sono tutti questi siti dove si calcola matematicamente sui cellulari, sui computer, quindi c'è poco da fare ragionamenti. Quello è un calcolo matematico, sono delle posizioni. Ha sbagliato a mettere l'orario, nel senso che una volta non è che si era proprio così precisi nel mettere, a volte addirittura nemmeno il giorno preciso, figuriamoci l'orario. Lo so, purtroppo qui andiamo per tentativi, andiamo per ipotesi, addirittura proprio stamattina parlavo con una mia amica che questa è una grossa studiosa, è un'antroposofa, pensa, è una parola difficile pure. Devo andare a leggere il significato preciso, perché... sai, ecco, quando noi andiamo a leggere le parole come i simboli scopriamo, ci addentriamo, capiamo delle sfumature, no? E lei mi diceva che questo suo medico curante usa anche l'astrologia per mettere a fuoco delle terapie. Pensa. Sì, è una cosa molto interessante. Ma guarda, io ti giuro, vabbè, se no poi ci perdiamo. Prima di quei 3 segni, poi se ci rimangono... Se ci rimane tempo mi spieghi tutto, dai, dammi 3 segni. Allora, la bilancia è in una fase... anche lei non è particolarmente coinvolta da transiti, però naturalmente ha Venere di qua, Marte, Mercurio e il Sole di là. Quindi sicuramente sono toccati da qualche cosa vicino, perché noi abbiamo sempre i pianeti o nel nostro stesso segno o nei segni accanto, chiaramente, molti. Poi quelli lenti, quelli più lontani nel sistema solare, chissà dove stanno, no? Però questi qui piccolini, Mercurio e Venere, sono in un'orbita interna tra noi e
il Sole, quindi sono sempre o nello stesso segno o nel segno successivo o nel segno precedente. Quindi è molto probabile che le bilance abbiano qualcosa nei segni accanto e quindi stanno vivendo un periodo bello, tutto sommato, movimentato, tranquillo. Poi tra un po' entra Venere, quindi per loro è l'astro guida, quindi per loro ci sarà un momento di grande protagonismo, sarà un momento in cui si accendono i fari. Ancora di più, perché abbiamo qualche bilancio qui che ci Sì, guarda. ce n'è una particolare, lo so, che è quella che coordina, la vedo che è una bilancia bella tosta, è una bilancia poco... Qualche influenza del Toro avrà preso. Non lo so, deve avere un bel Marte. Un bel Marte, sì. Poi lo Scorpione invece appunto è il protagonista del momento perché gli sta transitando il Sole, con mia gioia perché è positivo per me che sono del segno del Cancro, e quindi loro stanno... Anche perché loro escono da lunghi mesi di problemi, non li hanno superati tutti, perché state attenti che Giove è sempre opposto, quindi non comprate stupidaggini, non vi fate promettere la luna perché non è la luna. Non tutto è oro quel che luccica, dicono negli affari, dici tu? Insomma, negli affari come anche per esempio anche nei sentimenti ti possono promettere che ti amano e non è vero, possono avere, capito? Lo Scorpione deve stare un pochino attento, però ecco, siccome ha un fiuto infallibile, è il segno che ha il fiuto più infallibile dello zodiaco, forse lo Scorpione, è una delle 3 sedi di Mercurio, quindi dell'intelligenza, però è l'intelligenza più acuta, più come dire, anche collegata al paranormale, quindi è un'intelligenza ancora più potente, perché i Gemelli sono una sede di Mercurio dell'intelligenza che brilla, rapida, quella degli scrittori, quella dei giornalisti che devono stare sul pezzo, che devono indovinare le cose, che devono stare sul luogo dell'omicidio prima che l'assassino abbia ammazzato quello. Pensa, magari come la signora Fletcher. L'ammazzano loro pur di far sì che stanno sul luogo dell'omicidio in tempo. Ecco. Ed è un tipo di intelligenza. Poi c'è la sede di Mercurio nella Vergine, come per esempio la nostra celeberrima avvocatessa. Antonella Sotira, Aiussarti Libri arriverà dopo, così. Arriverà dopo, però diciamo, lei è una motivo vergine anche per doc. dire, mi raccomando, state qui che oggi abbiamo una scrittrice importante. Quella appunto è molto importante, Antonella, specialmente in questo momento. Allora, è un momento di grande studio e di grande preparazione. Che bello. Quindi la sede della Vergine di Mercurio è la sede, per esempio, se c'è un'eredità da dividere, ecco, chiamate un notaio del segno della Vergine, perché lui sarà ineccepibile, sarà perfetto nella giusta divisione anche dei capelli, anche dei centimetri di una proprietà, perché è un Mercurio, è un'intelligenza che è razionale, applicata, analitica. Ah, è arrivato un altro toro. Sì, l'ho visto. Non mi guardare oltre le telecamere, pensa a te, sì, pensa a noi. Ho visto un altro toro. Vabbè. Tu sei vestita di rosso, poi... Piovono tori. Piovono tori dal cielo, sì. E poi è il Sagittario che invece, appunto, avendo Venere quadrata, insomma, in questo momento non si brilla. Però anche loro stanno aspettando che arrivi il grosso dei pianeti, quindi sicuramente ridiventeranno protagonisti di un periodo costruttivo in cui potranno occuparsi del lavoro. Il sentimento è la parte meno eclatante, visto che Venere è negativa. E quindi questo è in generale. Poi se è rimasto qualche secondo... Sì, è rimasto qualche secondo, ma io ti volevo chiedere, ma uno che ha come te, insomma, la capacità di studiare tutto, no? Sì. Quando ti rapporti con le persone, dico te perché tu sei qui, ma chiaramente vale per tutti quelli che studiano questa disciplina, quest'arte, filosofia. Cioè, ogni cosa che fai tu ti rapporti però a quello che sai, cioè, ma tu sai già chi hai di fronte. In un certo senso, perché innanzitutto... Perché è una vita pesante così però. L'hai detto. No, comunque purtroppo innanzitutto uno non è onnisciente, non è che uno capisce tutto. Io difatti dico sempre, guarda, stai attento, magari qualche cosa non l'ho indovinata, come sostiene quel toro là, però voglio dire, non significa che l'astrologia non è giusta, sono io che non l'ho capito, perché non è che sono sono io che non l'ho interpretata nella giusta maniera. Guarda, ti assicuro che questi sono segni che sembrano geroglifici, no? Come si vede evidentemente. Ecco, non è così semplice, perché poi il difficile è decifrare questi segni, queste statistiche millenarie,
questi simboli, queste interferenze e da ciò tirare fuori qualcosa di pratico. Questa è una persona più disponibile di quell'altra, questo è un periodo più favorevole di quell'altro, capisci? Poi bisogna poi bisogna avere l'ascendente Vergine, bisogna essere molto pratici e dettagliati, altrimenti si dicono fesserie senza senso, dice ah sì, ci sono delle difficoltà da superare. Vabbè, okay. Tutti ce l'abbiamo, Esatto. chi è che non c'è? O si cade in queste stupidaggini generiche dove spesso si cade, però invece no, siccome a noi non ci interessa, perché noi siamo persone serie, quindi vogliamo capire se cosa si riesce a decifrare da questo. Io ti faccio una confessione personale, facciamo lo scoop. Confessami, confessami. E cioè io per esempio, il fatto della previsionalità è relativa, perché chiaramente sono considerazioni, sono ipotesi, però io l'oroscopo lo faccio sempre quando conosco una persona per vedere se ci posso avere a che fare. Come faccio io con i motori di ricerca, quando conosco qualcuno vado sul motore di ricerca a capire in qualche modo chi ho di fronte. Guarda, adesso tu l'hai detta giusta, il motore di ricerca, questo è l'astrologia, è un motore di ricerca che gli antichi non avevano, ma lo hanno creato con questi calcoli geometrici, matematici, con questi disegni, hanno creato un motore di ricerca basato sugli aspetti del cielo e la statistica dei fatti. E io su questo ti interrompo, perché tanto noi torniamo subito dopo la pubblicità per gli altri 3 segni. Volevo approfondire questo motore di ricerca che mi piace assai. Torniamo subito dopo la pubblicità con Di Sabato Pomeriggio, tra poco.